Per la giornata mondiale dell'acqua anche a Favara si è celebrato. Cosa si è fatto? Certamente la giornata mondiale dell'acqua, che è nata tramite le Nazioni Unite nel 1992 e fino ad oggi ogni 22 marzo si celebra, Favara non poteva essere estranea a questi eventi fondamentali, ma non dico solo Favara, dovrebbe essere tutta la provincia, anzi direi tutta la Sicilia, sul tema della siccità che abbiamo, sul tema dell'acqua che viene a mancare, sui costi dell'acqua, non possiamo tacere, anche perché sappiamo che in questi ultimi mesi, anche in questi pochi anni, c'è stato sempre un dibattito aperto sul tema acqua, gestione privata, gestione pubblica, gente che muore non di fame ma muore di acqua perché non ha l'acqua, quindi questa giornata diventa un modo per sensibilizzare la gente, le istituzioni, le aziende a cercare di capire e dare una risposta alla gente che soffre. La cittadinanza ha portato dei bidoni per la manifestazione. Perché? Certamente questo è uno dei segni più belli del momento di preghiera, perché il momento di preghiera di ieri sera era sottolineato dall'elemento acqua, la benedizione dell'acqua che richiama il battesimo, l'acqua che richiama la vita dell'uomo, l'esistenza dell'uomo. Abbiamo riconosciuto ieri che il padrone vero, assoluto dell'acqua è Dio, noi siamo amministratori, ma purtroppo quel segno dei bidoni è un segno molto triste, c'è un segno dove è una polemica ma silenziosa, dove stiamo ritornando all'antica, quando la gente andava, forse ancora peggio, andava con i bidoni a prendere acqua dove c'era l'acqua, la fontanella, ma oggi anche queste le fontanelle sono scomparse. Dove andrà la gente a prendere acqua, visto che costa molto cara? E questo dipende dalla regione Sicilia, quindi è un segno pizzicante che deve scuotere le coscienze dei nostri politici. Cosa ne pensa la città di Favara riguardo a questo tema? Qual è il sentimento di Favara? Ma il sentimento di Favara, come il sentimento di tutta la gente della provincia, è un sentimento di rabbia, perché l'acqua va pagata, sempre tutti, è un servizio che si fa, però quando costa l'acqua e la gente vive nella miseria, cioè io la cosa che ancora oggi non capisco nelle istituzioni che dovrebbero governare e tutelare il popolo, non capisco come manca lavoro, c'è disperazione, c'è tanta miseria e l'acqua costa cara, l'acqua sta diventando, che è un bene di tutti, sta diventando un bene per pochi e questo ci deve preoccupare.